Presidente, regionale in Liguria vince il centrodestra ma scarsissima partecipazione, un commento. Un bel risultato, nel senso che si sono vinte le elezioni, faccio gli auguri e un grande in bocca al lupo per il lavoro che dovrà fare il nuovo Presidente Bucci. Io che ho avuto modo di conoscere, è sempre stato un grande amministratore, un bravo amministratore, lo farà anche in Regione Liguria. Meno della metà della popolazione che va a votare però. Passa, si attribuisce anche al maltempo, non so quanto abbia influito il maltempo, non conosco bene la situazione della domenica, del lunedì in Liguria, però dico anche che questo purtroppo sta diventando un trend che interessa molte tornate elettorali, ricordiamo le ultime europee piuttosto che altre elezioni. Dobbiamo lavorare per coinvolgere i cittadini, evidentemente i cittadini ritengono ormai una cosa da non fare andare a votare, c'è chi si è battuto e c'è chi anche ha perso la vita per un diritto come quello del voto. Turismo sostenibile è un grande evento sulle colline più belle del Veneto. Lei si è detto preoccupato che possa passare l'idea che il Veneto non è ospitale, tutta colpa di quel turistico home? Decisamente sì, visto e considerato che i turisti sono un grande valore. Proviamo a immaginare il Veneto senza turisti, ma anche le nostre città. Chi andrebbe a investire in città deserte? Quindi i turisti sono un grande patrimonio che dobbiamo preservare. Peraltro in Veneto il 66% del movimento turistico veneto, dei 73 milioni di presenze, sono stranieri. Altro grande valore. Detto questo, grande valore perché non è che i turisti italiani valgano di meno, ma perché i turisti stranieri continuano la divulgazione dei nostri siti turistici a livello internazionale. Quindi sono i nostri PR, cioè i nostri public relations. Dall'altro penso anche che però in alcuni contesti, esempio Venezia che è un museo a cielo aperto, open air, ci vogliano regolamentazioni appropriate, ma non che vengano lette come la guerra al turismo o qualcuno la voglia leggere così, ma la volontà di dire che in questo museo la capienza possibile è questa, perché altrimenti si rovinano i quadri, c'è il rischio che qualcuno si appoggi su una statua e la faccia cadere, come accade in tutte le cristallerie. Venezia è una cristalleria a cielo aperto, quindi dobbiamo identificare secondo me un numero sostenibile di turisti e da lì iniziare a lavorare. Una centrale nucleare non sarebbe Venezia il punto ideale per installarlo? Ma guardi, io ho rispetto per l'idea di tutti, anche di chi ha proposto questo, anche perché siamo veramente a un dibattito distante dalla realizzazione, quindi è giusto che ci siano anche i dibattiti, ci mancherebbe. Se me lo chiede se io sia favorevole a questo, direi di no, ma non perché sono contrario al nucleare, semplicemente perché Venezia vive già le sue criticità, è patrimonio dell'umanità. Stiamo parlando di quest'area che è a ridosso della laguna, è nella laguna e quindi è lambita dalle acque della laguna. E stiamo già parlando di un'area degradata che dobbiamo riconvertire puntando a una sostenibilità estrema. Immagino che il dibattito che ne partirebbe non sarebbe un dibattito proficuo, sarebbe un dibattito che durerebbe anni, perché non è che si fa con uno schioccare delle dita, e penso che questo peserebbe tantissimo sull'immagine di Venezia, che poi sarebbe quell'immagine e quel nome che verrebbe veicolato a fianco al centrale nucleare. La sua posizione personale però è di contrarietà? Sì, l'ho già detto, quindi c'è di contrarietà, però non voglio neanche mettere in croce chi la propone, perché siamo in una fase di dibattito, però per quel che mi riguarda sì. Il dossieraggio la inquieta? Mi inquieta che questo Paese viva nell'ipocrisia di parlare sempre, tutti si riempiono la bocca di privacy, poi abbiamo capito che è un colabrodo la privacy di questo Paese. È vergognoso quello che sta accadendo, non so cosa accade negli altri paesi, magari andrà peggio, ma non mi interessa, qui abbiamo capito che di segreti non ce ne sono. Allora, siccome non c'è nulla da nascondere, però è altrettanto vero che chi deve guardare i tuoi dati deve essere autorizzato a guardarli, quindi tutti quelli che non sono autorizzati vanno puniti, ma in maniera severa, perché se rinunciamo alla privacy non siamo neanche credibili a livello internazionale. Cosa andiamo a dire a chi viene da fuori e che pensa di trovarsi in un paese civile? La privacy è sinonimo di civiltà. Cioè ci è stata venduta come civiltà e quindi penso che il dossieraggio sia la punta di un iceberg di una porcheria. È una porcheria che comunque deve essere interrotta, ma deve essere interrotta da un provvedimento legislativo pesantissimo. È vergognoso quello che sta accadendo, è veramente vergognoso. E lo dico perché questo Paese poi vive anche il voyeurismo, pensi solo ai politicamente esposti, a noi amministratori. Siamo giustamente chiamati a fare delle dichiarazioni sul nostro patrimonio, che poi me lo lasci dire, sanno già tutto quello che abbiamo, perché non è che puoi nascondere le case sotto il letto o l'auto sotto il letto. Detto questo, non capisco per quale motivo debba diventare oggetto di pubblicazione sui giornali da qualsiasi parte, ma se mi devi controllare me la farai mandare a chi mi deve controllare e finisce lì. Allora, questa mania di guardare dal buco della serratura deve finire.
deve finire, ma l'interesse di tutti i cittadini, perché se si continua così veramente avremo le cartelle cliniche dei cittadini sui giornali ed è scandaloso. La tempesta Vaia, mi sembra che sia oggi l'anniversario, lei ha detto quello che ci preoccupa di più oggi è l'asta idrografica del Piave, si faranno le casse di laminazione alle Grave di Ciano e nel caso come? Ma guardi, ci sono i soldi stanziati ormai da qualche anno, l'asta idrografica del Piave è quella più che ci fa sospirare perché la piena storica ce la dobbiamo aspettare come è accaduto nel 66. Stiamo parlando di colonne d'acqua al secondo di circa 3-4 mila metri cubi al secondo, vuol dire 3-4 km di colonna d'acqua. E sarebbe una devastazione. Adesso è stata nominata la dottoressa Colaizzi come commissario, porterà in pancia, diciamo, tutto il lavoro fatto dalla Regione e dai tecnici, cercherà di proporre, immagino, possibili e più, spero, proposte, diciamo, di soluzione, poi vedremo di capire nel confronto del territorio quale sarà la soluzione. Cioè fare le casse di laminazione però in maniera più sostenibile. Beh, di certo non con muri, con dighe da 18 metri come si è letto, che poi io, se devo essere sincero, non le ho mai neanche viste scritte queste robe, però ho letto anch'io sui giornali che si parla di queste dighe, impensabile, improponibile. Posso tornare sulla questione della sostenibilità dei siti UNESCO? Se hanno finito i colleghi, mi pareva. Come si tutelano i siti? Perché su Venezia si pone anche il tema della blacklist, insomma ci sono delle criticità. Come si tutelano? Serve una legge speciale per tutti i siti UNESCO? Secondo lei serve un ticket di tutela anche per altri luoghi che hanno bisogno di essere preservati? No, ma allora i siti UNESCO si tutelano col piano di gestione che è previsto dal vincolo UNESCO. Nel momento in cui un sito diventa patrimonio dell'umanità si deve redigere un piano di gestione. Il piano di gestione valuta la sostenibilità e la tutela a livello internazionale del sito, nel senso che è diventato patrimonio dell'umanità è patrimonio di tutti. Quindi c'è proprio un documento formale, quindi chi parla a vanvera di dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quello, bisogna andare a vedere il piano di gestione, che è la base della tutela. Gli ispettori UNESCO valutano il rispetto del piano di gestione, nient'altro.